Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Una persona è stata trovata deceduta ieri in tarda serata nel cantiere retrostante il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo, dove si era introdotta abusivamente. Si tratta di una persona nota ai servizi sanitari dell'Ulster che le forze dell'ordine e gli operatori del SOS 118 hanno trovato senza vita al termine di lunghe ricerche finalizzate a fargli lasciare l'area interdetta. Le ricerche sono scattate quando la persona ha lasciato il pronto soccorso dove era trattenuta in osservazione per verificare il superamento di una crisi. La direzione dell'ospedale collabora ora con le forze dell'ordine per certificare i corretti standard di sicurezza con cui è custodito il cantiere in cui si sono svolti i fatti. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dal gonfalone della regione, interverrà domani a Milano ai funerali di Silvio Berlusconi. Nell'occasione le bandiere delle sedi regionali saranno poste a mezz'asta. Parliamo di sanità. L'unità operativa risorse umane dell'ULSS 4 ha una nuova direttrice, Tiziana Mello. L'insediamento è avvenuto in questi giorni. La dottoressa Mello risiede a Padova, si è laureata in economia e commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia. La sua carriera professionale è iniziata come dipendente nella stessa università. Nel 1999 è approdata nel mondo della sanità presso l'azienda Ospedale Università di Padova, svolgendo varie mansioni. Prima nel centro multidisciplinare dei surgery, poi nell'area personale e dal 2008 con l'incarico di responsabile delle posizioni economiche e di monitoraggio dei costi sempre nell'azienda ospedaliera di Padova. Passiamo allo sport e il basket. L'Umana Reyer Venezia comunica che Jeff Brooks ha rinnovato l'accordo e continuerà a vestire la maglia orogranata nella stagione 2023-2024. Arrivato a Venezia nell'estate 2021, Jeff ha già collezionato 102 presenze in Reyer, saltando solamente 5 incontri in 2 stagioni. Nell'ultima annata ha giocato 19,2 minuti di media con 5,6 punti e 4 rimbalzi a partita, mettendo in campo sempre grande energia e disponibilità al servizio della squadra. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.